Ciao belli! Come vedete sono arrivato a Venezia, quindi questo è un super spoiler della giornata di ieri, perché oggi è già il secondo giorno. Come dici? Dovrei fare un'introduzione un po' più lunga? Va bene. Ciao! Come molti di voi sapranno, finita la casetta sull'albero voglio partire per un viaggio in Italia, in bicicletta, che prenderà qualche mese e che spero mi faccia raggiungere tutte le regioni italiane. Ma la cosa più importante è che vorrei incontrare tutti i miei follower sul percorso. Buongiorno. Primo giorno, 5 luglio 2021, sono le 7:10. E ciao, ci vediamo tra un paio di mesi. Ciao. Bella. Questo cartello non l'avevo mai visto. Ciao! Ciao! Come va? Il piave mormorato. L'hanno fatta in piccolo, dici? Che barato. Poi là, eccoci. Fammi uno swing. Cos'è uno swing? Non ho idea. Quello è uno swing. Ce la fai? Permesso. E vi posso raccontare un po' com'è andata la giornata, la prima giornata. Io puntavo a fare 120 km, che è tantissimo per i miei standard, anche perché non pedalavo da settembre-ottobre, da quando sono tornato dal lago di Costanza. Però devo dire che le tappe sul percorso sono state bellissime, perché ho incontrato tantissimi followers di TikTok che mi hanno voluto incontrare, mi hanno voluto salutare, c'è chi mi ha portato patatine. Ho incontrato penso 10 ragazzi, le gambe mi facevano un sacco male. Poi però anche il pensiero di raggiungere il mio amico Nicola a Venezia e avere un letto, una cena e una doccia mi hanno spronato e ce l'ho fatta. Oggi sto visitando Venezia tutta la mattina e pomeriggio vi porto in kayak nella laguna.
Vado? Tradimento, è una foto? No, è un video. Al giro di qui. Grazie. Spinea. Ok, grazie. Ciao. Fantastico. Ciao a tutti da San Pietro. Grazie. Ok. L'ho ripetuto. Ciao. Ok, perfetto.
trovo ad Arqua Petrarca e ho detto di provare lo spritz alla giugiola che esiste solo qua praticamente. Sono stracurioso. La giugiola non è esattamente come me l'aspettavo. Su internet ho letto che si chiama dattero cinese e quindi pensavo fosse dolce, invece è un po' duro, un po' croccante e aspro. Tra l'altro è imbevuto di alcol. Ha un che di spritzaperol, ma è molto più delicato. Mi piace. Top. Cheers. Cheers. Ciao. Ciao TikTok. Hola. 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 Ciao. Permesso? Ciao. Ciao, grazie. Piacere. Ora posto, perché abbiamo una figlia che è qui. Cellino? Sempre i mani, vero? Sono a Este, mi dicono che qua è stata inventata la panna a ghiaccio, quindi non possiamo non provarla. Ho preso quella originale con panna e cioccolato. Come si mangia? A morsi. A morsi con passione. Con passione. Allora, mi ci è voluto un po' per capire cosa pensavo di questa panna a ghiaccio. La consistenza è ottima, il sapore non l'ho sentito. Sapete che dal Covid non mi sono ancora ripreso. Devi fare un video? Sì. Ciao. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao a tutti e buon viaggio. Grazie. Giorno 6, buongiorno, ed è quasi una settimana. Rispetto a due fa che ero venuto, era proprio il bretolino sopra, il bretolino si è un po' andato. Grazie mille, veramente. Grazie a te, guarda, è stato un piacere, veramente, è una cosa bellissima. Ehi. Emilio.
Grande velocità se si pianta. Ma lo sapevate? Ho scoperto che a Bologna ci sono dei segreti famosi, che è un po' un controsenso, però esattamente qua, lateralmente alla statua del Nettuno, ci sono delle arcate. E qua c'è quella cosa che si chiama i cantoni. Dicono che se due persone si mettono ai due lati opposti dei cantoni, possano parlarsi parlando in direzione del muro, quindi tipo dandosi la schiena. Adesso proviamo. Vedete come fanno loro? Questo essere è il nostro complice. Allora lui là, io sono qua. Cosa? Io ti sento, tu mi senti? Ma che figata! Spaziale. Ma lo sapevate che a Bologna ci sono dei segreti? Parte 2. Procedendo dalla Torre degli Asnelli si trova questa casa sospesa su un trave immenso e sul pavimento, o meglio il soffitto, ci sono conficcate delle frecce antichissime. Qua se ne vede una, dovrebbero essercene 3. Ma lo sapete che a Bologna ci sono dei segreti? Parte 3. In via Piella, numero 16, si trova una finestrella sul muro che dà una vista come se fosse a Venezia. Infine sono stato inaspettatamente ospitato per la notte e devo dire che è stata la notte migliore dell'ultima settimana perché ho dormito più di 9 ore. Oggi invece sono in direzione Dozza, ma questo lo vediamo la prossima settimana. Ciao bellissimi, grazie per aver fatto questo viaggio con me.